Del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine, nell'ambito dell'operazione Carta Bianca, hanno denunciato 14 cittadini cinesi perché emettevano e utilizzavano fatture per operazioni inesistenti, per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro, un importo al quale corrisponde un'IVA evasa di 11 milioni di euro. Le persone denunciate operavano attraverso 6 imprese cartiere appositamente costituite e intestate a meri prestanome nullatenenti, dislocate sull'intero territorio nazionale. Le indagini sono state sviluppate dopo l'analisi di più segnalazioni di operazioni sospette provenienti in particolare dall'area del Manzanese. L'indagine però ha poi valicato i confini regionali. Dopo alcuni accertamenti sono state inoltrate all'autorità giudiziaria di Torino, Milano, Firenze, Lecco, Treviso e Roma specifiche comunicazioni di notizia di reato a carico dei referenti delle imprese cartiere rilevate, nonché apposite segnalazioni per la ripresa ai fini fiscali delle imposte evase da oltre 109 utilizzatori delle false fatture, con conseguente aggressione dei rispettivi patrimoni. Il GIP di Udine ha emesso 2 distinti provvedimenti di sequestro preventivo per complessivi 975.000 euro nei confronti di 4 persone a vario titolo, amministratori di diritto e di fatto di 3 imprese esercenti l'attività di laboratorio di tappezzeria nel distretto industriale della Sedia, permettendo il sequestro di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore di oltre 600.000 euro.